Ed eccoci qua sul lungomare di Sant'Antioco. Sant'Antioco è un'isola assolutamente turistica, è una città che nasce sopra i resti dell'antica città di Sulchi. Sulchi è quella città unico fenicia che ha dato il nome al Sulcis Iglesiente, quindi assolutamente qualcosa di importante dal punto di vista turistico e dal punto di vista culturale. Sulchi è una città che è nata nel 770 a.C. circa, ma da recenti studi sembra che potrebbe essere ancora precedente, forse addirittura del 900 a.C. Qui a Sant'Antioco troviamo diverse testimonianze del passaggio dei Fenici, troviamo diversi scavi archeologici, in particolare un Tophet, che molto probabilmente, anzi con quasi certezza, era dedicato alla dea Tanit e al dio Baal Hamon, così come succede sul Tophet di Carbonia a Sirai. Quindi penso che meriti una visita anche il museo se passate da queste parti, ma intanto vi voglio far vedere le bellezze di Sant'Antioco, quindi non dilunghiamoci troppo. Sant'Antioco è una cittadina di circa 11.000 abitanti, come potete vedere è dedita alla pesca, al turismo, è molto molto caratteristica, ma andiamo a vedere il lungomare. Questo, come vedete, è il lungomare del paese, molto caratteristico, e qua potete trovare diverse realtà di pesca turismo, mentre dall'altra parte troviamo le classiche strutture turistiche, gazebo, friggitorie e così via. Qua si mangia dell'ottimo pesce fresco. Questo è il lungomare, che si propaga per diverse centinaia di metri, e come vedete lì in fondo si vede il ponte di accesso al paese, ponte che è di fattura moderna, che ha sostituito il ponte romano, che fino a qualche decennio fa era il punto di accesso dell'isola di Sant'Antioco. E con un volo rapidissimo siamo arrivati al ponte romano. Struttura che è ancora integra e che è percorribile, quindi ci camineremo sopra per vederla proprio da vicino. Stiamo per salire sul ponte romano. Eccoci! Mentre dall'altra parte, lungo la strada che vedete qui parallela, si prosegue per il ponte più moderno. Ma adesso torniamo nuovamente al nostro lungomare. Qui vediamo ancora dei resti industriali, ma è il mare che fa da padrone in questo luogo. Percorrendo il lungomare si arriva fino a qui, fino alla Marina Lido di Sant'Antioco, dove potete trovare degli attracchi per le vostre barche, un porticciolo turistico e chiaramente qua noi non entreremo perché questi sono spazi riservati ai proprietari delle barche.
ci vuole sempre rispetto. Mentre continuando lungo la strada troveremo il parco archeologico e quindi il Tophet e gli antichi resti, sia quelli fenicio-punici che quelli romani, perché a partire dal IV secolo, mi pare, III-IV secolo avanti Cristo, ci fu anche una dominazione romana. E quindi vi porterò a vederla. E qui siamo infine giunti all'area archeologica. Qua, come vedete, c'è un museo archeologico che io non sapevo assolutamente che si chiamasse in questo modo, ma ricordo di averlo visitato diversi anni fa. Ora non ho il tempo materiale per visitarlo perché devo anche fare altre riprese, ma è probabile che se sarà possibile vi farò anche delle riprese interne, chiaramente chiedendo l'autorizzazione. Questi sono gli orari dell'area archeologica, quindi potete visionare qua se siete interessati. In ogni caso cercherò informazioni e magari vi aggiungerò le informazioni in descrizione, come facciamo di solito. Qui cominciamo ad essere proprio nella parte alta di Sant'Antioco. Come vedete il panorama è già veramente molto piacevole. Una cosa che non vi ho detto è che se volete pernotare qui ci sono diverse strutture alberghiere, in particolare c'è un glamping molto carino che sta nella zona più alta appena fuori dal paese e gode di una vista spettacolare. Comunque vi lascerò il link in descrizione anche di queste strutture. Eccoci di fronte all'ingresso della necropoli. Anche qui chiaramente si deve prenotare la visita, e questa dovrebbe essere sempre una necropoli fenicio-punica. Mentre da questa parte vi posso far vedere uno scorcio del castello. E questa è una delle tipiche vie di Sant'Antioco, strette e con delle casette molto caratteristiche. E qui siamo verso la zona centrale, il centro nevralgico del commercio qui a Sant'Antioco. Non dimentichiamo che adesso comincia a essere molto affollata, ed è per il fatto che è una cittadina estremamente turistica, e quindi dai suoi 11.000 circa abitanti invernali si passa forse ai 22.000 durante l'estate. Qui siamo davanti alla chiesa, quindi abbiamo il centro religioso. E qua andiamo invece verso la via centrale. Ed eccoci giunti ad una delle piazze più carine del paese. Qua abbiamo una classica fontana, molto curata anche nell'estetica, i fiori sono freschi. Ci sono diverse attività di souvenir, dei locali, e qua siamo la mattina, quindi immaginatevi quando prende vita la sera. Allora, qui ho chiesto il permesso alla proprietaria di filmare il suo locale. Abbiamo il classico negozio di articoli turistici, anche a buon prezzo devo dire. Ci sono degli oggetti veramente molto carini. I magneti. Io vado pazzo per queste cose.
Questo è un negozio che io conosco da un sacco di tempo perché ci venivo da ragazzino e ci ho comprato anche diverse volte. Faccio vedere. Si trova proprio sulla piazza principale. Non è pubblicità, ve lo assicuro, è semplice interesse. Qua abbiamo, guardate, non so se si vede, spero di sì. Qua abbiamo veramente tanto buio, ok. Quindi oggetti di ogni tipo. Bellissime. Io onestamente non riesco a leggere, bene, fonte romana forse c'è scritto, sì. Restaurata nel 1911, così? Ok, molto molto bello. Qui il passaggio dei Romani è più che evidente, direi. Ed eccoci alla via più famosa di Sant'Antioco, la camminata alberata, che è un punto di ritrovo per i giovani, lo è sempre stato fin da quando ero bambino. Vi consiglio di venire a visitarla perché è una cittadina veramente molto molto carina e caratteristica. E come al solito, a Sant'Antioco è tutto e ci vediamo con il prossimo bordo.